Cerchi chiave? Eccola. No, adesso spiegheremo il funzionamento del CCR di Siculiana. È sabato, quindi vuol dire che il centro raccolta funziona, è aperto anche il sabato, e vi mostreremo praticamente come funziona. La mia macchina è diventata praticamente una discarica, però. E tutti sappiamo dove si trova, no? Per chi non lo sapesse, adesso io lo Si faccio trova vedere. in contrada Senia, a Siculiana, presso l'autoparco. Ma comunque adesso vi facciamo vedere fisicamente dove si trova. Allora, il regolamento del CCR. Allora, si possono conferire solo alcune tipologie di rifiuti. Solo è una... Perché è comunque attrezzata per questi rifiuti, per questi tipi di rifiuti. E sono la carta, il cartone, l'alluminio, i farmaci, le pile esaurite, il vetro, la plastica, gli ingombranti, il legno, i tessuti, il ferro e il RAEE, rifiuti e apparecchiature elettriche e elettroniche. Siamo bambini vestiti da sera, cappottine e camicia nera, capi pessori e morti d'amore, è il paradosso dell'errore. Siamo bambini pupazzi di fuoco, Davide tristi e matti per gioco, gioie di vino e pugnali dal cuore, e la filastrocca dell'orrore. Il funzionario del CCR Siamo arrivati. si è mostrato molto disponibile e ci sta spiegando un pochettino come. Lo facciamo vedere, già ci sono dei contenitori per i rifiuti pericolosi, ci sta indicando qualche cosa. Entro con la macchina là, vabbè. Praticamente noi per la tessera facciamo un 20-30 iscrizioni nominativi, poi ogni mese viene l'ingegnere e porta le tessere. La tessera è comunque nominativa, non è cumulativa. No, è nominativa, nella tessera non è caricato niente, è caricato sopra il file del computer. È il database, giusto? Perfetto. Carta, questo è rifiuti cosiddetti RAE, Sì. rifiuti elettrici. R4 questo. R4. E come potete vedere, con un po' di pazienza e parsimonia possiamo differenziare anche questo. Questo sarà alluminio. E le parti del computer in plastica Plasticatura possono essere conferite che vengono smaltiti tutti in quello scarrabile. Come voi vedete l'alluminio va con l'alluminio. Ma scusami, come faccio poi io? Allora, scusami, i miei conferimenti in questo momento tu non li stai né pesando. Non li pesiamo. Però sì, per pesare praticamente abbiamo 6 tipi di differenziate da pesare: plastica, carta, cartone, vetro, pile e farmaci e lattine. È lattino, ok. L'alluminio quindi. L'alluminio sì, pure si pesa. sei? Lattine forse alluminio. Sì, no. Chi se cose comprando si pisa, no? Vabbè, la carta e il cartone assieme, vero? Sì, carta e cartone si pesa ovviamente assieme perché viene smaltito assieme. Vabbè, Allora, qua ho altra carta, però c'è del legno pure, quindi
Un legno si leva. Quindi Il legno. votiamo Votiamo la la cassetta. carta e la cassetta, mettiamo la carta sopra la bilancia. Un legno opinione dell'emma, però Il legno. non si bisogna. Non si pesa, però è sempre materiale riciclo. Sì. Allora, E questo è qua. Sì, questo è no, questo fa parte dei monitor. Cioè non c'entra niente con l'R4. Non c'entra nulla. È solo monitor e televisione. Ti sembra guardare le zone? Sembra non sia giusto. Allora, facciamo il conferimento. Vediamo come funziona. Nome. Come fai? L'utenza, nome dell'utenza. Bella Pasquale. Sei residente tu oppure... Sì, sono residente. Però non inizia a parte a te? No. E allora devi mettere il nome nativo La faccio. No, dell'intestatario dell'utenza. no, non sono io. Non sono io quello. Né nel primo, né via Roma, né via Pasqua, né manco altro via No, devi scrivere Bella Rosario. Bella Rosario, sì. Tu parla. Sì. Bella Rosario, via dell'Olivo 12. Ok. Ok. Buongiorno, premere il pulsante del materiale da conferire. Questo è cartone, carta. Cartone. Pesare il rifiuto. Ci sono le cose che sali? No. Se quella plastica non è da pesare. Grazie e arrivederci. Ora qua esce una semplice ricevuta da cui si dà all'utente. Perfetto. Anche se cade, lo pigliamo. E vado Come ricompri? Abbiamo pesato carta e cartone dell'utente e la stiamo andando a buttare in uno scarrabile dove è tutta carta e cartone. Vabbè, naturalmente bisogna. Questa è un'accortezza che deve avere l'utente. Quando ci sono scatole bisognerebbe togliere gli adesivi e le cose per l'imballo perché non fanno parte della carta, non sono riciclabili assieme alla carta. Adesso bisogna avere solo un po' di pazienza e buona volontà. Come vedete tutto è riciclabile. Stacca un po', no? Qua. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, c'è anche un servizio di prelievo? No, questo no. Questo ancora non c'è. Non c'è, ma si dovrebbe fare. Non so quando, ma si dovrebbe fare. Quindi ancora non è possibile portare i rifiuti ingombranti, sì. Riassunto della fine dell'epoca del CRT. Vedete che qua ci sono tutti monitor e televisione. Quindi Pasquale, se te ne serve una, te la puoi aggiustare. No, almeno c'è la dimostrazione che qua si ricicla. Si differenzia. Allora, vedete che qui l'utente ha portato della plastica dura. La plastica dura non va messa con le bottiglie di plastica, flaconi di detersivi, ma va messa qua, assieme a tutta la plastica dura. Come potete vedere è tutta plastica dura. Ma mi togli una cosa? Allora, tutti questi materiali da riciclare, dove vanno a finire? Alla SEAP, alla Grigente. E là hanno un centro di riciclaggio, là oppure a loro volta li A loro li volta affidano? li affideranno, li imballano tipo e poi Si spediscono altre. o a Catania, a Palermo. Funge da tramite. Funge, vabbè sì. Qua ci sono i vestiti, alla fine. No, questo è
può servire a qualcuno. I vestiti vengono messi pure tutti a parte con i vestiti. Quindi per chi pensava che questa fosse una cosa inutile e che alla fine il centro di raccolta differenziata serviva soltanto a fare un cumulo di inutile spazzatura, adesso è la prova che effettivamente funziona ed è abbastanza semplice, non mi sembra ci siano... Qua abbiamo tutta la plastica. Poi c'è in la cui plastica. l'utente pesa qua dentro. In questo caso qua, tipo più che altro le bottiglie... Bottiglie, Ma ascoltami, non sarebbe meglio nelle bottiglie quando fanno la raccolta togliere l'etichetta di plastica? Non c'è bisogno. Non ce lo richiedono, ma Non c'è bisogno. Perfetto, quindi è così com'è si può riciclare benissimo la bottiglia di plastica. Ma i bicchieri di plastica non si possono riciclare, No, bicchiere di plastica è indifferenziato. è indifferenziato. Che ovviamente perché comunque è indifferenziata? perché è sporco. Perché è sporco. E qualora fosse lavata? Si può differenziare. Si può differenziare perché il simbolo sotto ogni piatto c'è il PE. che indica Quindi un il bicchiere di materiale plastica sporco d'acqua si può riciclare, perché alla fine è acqua. Diciamo di sì. Cioè perché l'acqua non è che è sporca. pulito già. Sì, quindi anche Cioè, Tutti i inumidito piatti- d'acqua si piatti può- di plastica, cioè se si lavano si possono riciclare. Se si sciacquano Se si possono sì, si basterebbe, sciacquano, basterebbe sciacquarli, quindi anche questo potrebbe essere una parte del riciclato. E quindi andare sempre a risparmiare sulla... E per il compostaggio? Ecco, per il compostaggio domestico noi avevamo fatto, cioè io ai tempi quando Tullio compostaggio Era domestico ancora- si fa una richiesta alla GESA e noi gli diamo una compostiera. Ah, quindi già lo fanno, il servizio Sì. per il compostaggio Ce l'abbiamo domestico. qua una compostiera per No, vedere? là dentro sono chiuse là dentro. Ah, vabbè. Quindi comunque si può fare anche... Gli diamo- Ricordiamo che il compostaggio domestico praticamente serve a smaltire l'organico in maniera che questo diventi poi alla fine concime e quindi che possa servire per concimare i terreni e comunque in questo caso per chi produce tanto organico sarebbe un modo per toglierselo da casa perché l'organico diciamo che è la parte umida dei rifiuti e dopo un po' puzza, ecco sarebbe quella la soluzione. Ora gli facciamo più vedere comoda. pure l'organico dove noi puntualmente ogni 2 o 3 volte lo andiamo a scaricare. Ma è possibile conferire organico anche qua? Diciamo è possibile conferire organico nei giorni in cui c'è l'organico, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi questo per chi non volesse tenere la spazzatura perché puzza a casa sa che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì il centro è a disposizione e non c'è bisogno che passando con la macchina si senta nel diritto di creare una discarica abusiva che poi costa pure a noi. Quindi il centro è aperto tutti i giorni. Il centro sì, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 2, tranne il giovedì che poi facciamo il rientro il lunedì fino ovviamente alle 18 e mercoledì alle 18. Il giovedì è chiuso. Ah, quindi fate un rientro pomeridiano. Sì, rientro pomeriggio. Ah, questo è buono. Vediamo Oh, vedo. Vedi, guarda, Allora lì ci sono- si può convenire. Perfetto. Qua praticamente vanno messe le lavatrici, scaldabagni e tutto quello che riguarda fonte di calore. Quindi ha mescolato tutte cose, ma No, non esiste, stiamo vedendo che c'è tutto. Qua noi possiamo buttare divani, materassi, cuscini, tutto quello che riguarda il rifiuto ingombrante. Quello che normalmente è il più indiziato a creare la cosiddetta discarica abusiva. Discarica sostanzialmente. Non sappiamo come disfarcene, no? Ci facciamo magari 2 chilometri di strada per andarli a buttare sotto un ponte dove nessuno ci vede, commettendo un reato, tra l'altro è un reato, Dove lo inquina. sottolineo. E quindi sappiamo, invece di fare 2 chilometri di strada e fare tutte cose, tutto contro legge, si può benissimo venire a conferire anche i rifiuti ingombranti al centro raccolto. Qua c'è lei. Qua abbiamo tutto il legno. Praticamente il legno, il riciclo del legno riguarda solamente alle gabbiette e alle pedane. Cioè perché tutto l'altro legno lavorato naturalmente è presente tipo Un altro tipo l'accature, di- sono l'accature, Legno grezzo, diciamo. legno grezzo, esatto.
c'è il ferro. Tutto questo non solo è gratuito, ma in più c'è un risparmio per tutta la comunità. E poi in base aumenta la percentuale e poi- di differenza. Perché loro fanno la raccolta differenziata come Dio comanda. Come Dio problema. comanda. RSU ne fanno pochissimo. pochissima, è normale. Pochissimo. Sì. Sì, io sono d'accordo. Ma, Io dovrebbe non essere in metto- minima parte l'indifferenziata. È una minima parte. dovrebbe Metti essere- quattro fusti vicino quando Sì, è- ci vuole un e pochettino di esatto. buona volontà alla fine. E più che altro un pochettino di buonsenso poi a non andare a creare la discarica abusiva. Esatto. Ma è comunque per il rispetto dell'ambiente Rispetto principalmente. dell'ambiente, rispetto anche per chi fa la raccolta differenziata, perché a causa di queste persone che poi non la fanno, noi non abbiamo raggiunto la quota del 65% che ci permetteva di avere uno sconto sulla Tarsu. No, ma io spero che questo video qua alla fine sia visto da un bel Ma è po' di- comunque una cosa positiva, non è che... Cioè, in ogni caso stiamo spiegando. Ovviamente il nome non lo facciamo vedere. Anche la parte di campana può fare, esatto. L'utente che già ha conferito mi dà il nome del destinatario della bolletta. Bella Rosario. Così la prossima volta che verrò a fare conferimento posso ritirare. Avrai la tessera e... Comunque sono poche le persone che vengono a conferire qua. Sì, ancora sì, sono poche. Sì, ma Via. c'è già... Via dell'Olivo, Si 12. cominciava a qualcuno bene di giocare. Però siamo esatto. però per una raccolta differenziata porta a porta e con un centro raccolta come questo il 42% di differenziata è troppo poco, non nascondiamoci il è troppo poco il 42%. Tra l'altro, Cioè vuol dire che il messaggio dell'importanza della raccolta differenziata non è passato. tra l'altro abbiamo un centro comunale di raccolta che pochi paesi hanno. Esatto, e questo è un altro vantaggio che Siculiana ha. Cerchiamo di sfruttarli, questi vantaggi, invece di criticare, invece di pensare in buona fede che questi non funzionano. Complimenti a Pasquale! Ora a fare una bella discarica abusiva con una tarana! No, Così? Possiamo anche filmare qualche discarica abusiva. Ma vogliamo. Così facciamo vedere alla gente Lo scempio. lo scempio che abbiamo a Ma Siculiana. poi più che altro io dico, è un reato, cioè è penalmente perseguibile chi provoca un danno per l'ambiente. Quindi, cioè, invece di rischiare e andare a buttare la spazzatura e creare discariche abusive, c'è il centro raccolta differenziato. Ecco, guarda. Ed ecco Siamo- la prima si- discarica. Siamo a meno di 1 chilometro di distanza dal centro, dal CCR e comunque fuori paese. Ecco, chi viene a creare questa discarica non solo compie il reato, ma causa un danno economico anche al paese, in quanto queste zone dovranno essere bonificate e per bonificarle naturalmente bonificarle a un costo, e questo costo graverà sulle tarso future. Vedete quanto materiale assolutamente riciclabile, c'è la cassetta che abbiamo visto poco fa, Le bottiglie di le vetro, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, gli ingombranti che sono ingombranti, conferibili e poi la plastica lo schifo dell'amianto e poi l'amianto. che comunque cancerogeno. Assolutamente. Mamma mia. E qua ragazzi, non sto scherzando, ma siamo a circa 500 metri dal CCR. dalla parte opposta. Cioè da attraversare una strada per arrivare subito al CCR. E qua troviamo di tutto. Divani, copertoni, carta, ferro, alluminio, tutto.
senza sapere niente. Oh cielo, non vogliamo parlare, né con lo sole, con le montagne e con il mare. Ma mia mi disse solo una cosa, che trucca è bello, punge come una rosa. Mi scurava sempre senza sapere niente. Mi scurava sempre senza sapere